Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, andiamo oggi a seguire il terzo turno del Total Steel. Penso che ancora non ci sia una classifica dopo oggi, perché ci sono ancora delle partite in corso. Pragantà contro Keimer e Rigaisi contro Aronian. Oggi comunque ho già selezionato la partita da presentare, la partita di Caruana contro Van Forest, una partita molto bella, dove appunto Caruana, che non ha bisogno di presentazioni, è stato vice campione del mondo, sconfigge il giocatore locale, già in ascesa sfrenata, no? Perché a 2700 puntielo, Jordan Van Forest. Allora, quella partita è stata una difesa russa, o Petrov, con cavallo F6. A me non piace molto, però ok, preferisco cavallo C6. Poi cavallo F6, e che qua dopo la partita hanno chiesto a Caruana se era sorpreso che gli avessero giocato la Petrov contro di lui, visto che la Petrov è stata una delle sue armi di battaglia. Caruana ha detto che si aspettava una sorpresa, anche se non questa. Caruana prende in E5, qua gli giocano D6, perché non si può catturare in E4 per il trucco di donna E2, no? Questo è un problemone. Su cavallo R4, donna E2, il bianco vince. Su D5 D3 adesso è un bel problema, no? Perché se il cavallo si sposta, cavallo C6 con scoperta, no? Ops, qua ci sono già dei problemoni, no? Quindi qua bisogna giocare D6, cavallo F3. A questo punto il nero ha giocato cavallo per E4. Ecco, a questo punto sembra che il cavallo sia attivo, no? Che quindi bisogna giocare D3 scacciandolo e poi giocare D4, no? Niente di più sbagliato, meglio giocare D4. Perché D4? Questa è la teoria principale, l'idea è giocare alfiere D3 al rocco, guadagnare dei tempi sul cavallo. D5, alfiere D3, finora tutto conosciuto. Ecco qua la prima sorpresa di Caruana, per Caruana, che alfiere E6. Caruana ha detto che gli sembrava molto strana alfiere E6. Chi era contento perché sembrava una scelta dubbia, e anche se era preoccupato perché se Nero ha svolto a casa un lavoro analitico preciso, potrebbero esserci dei problemi, no? Pratici, perché magari anche se sta obiettivamente meglio non sa qual è la continuazione corretta. Però era anche contento perché il gioco è sbilanciato e per giocare per vincere avrebbe avuto una partita interessante. Questa è una partita che lui da bianco contro un giocatore meno quotato doveva appunto provare a vincere, no? Con tutte le sue forze. Ora arrocca, che deve essere la mossa, e Nero gioca F5. Ecco, F5 è una mossa che fa paura, ma ecco, F5 fortifica il punto in E4, ma cede l'avamposto in E5, cioè i pedoni non tornano indietro, quindi cavallo E5 è debole nel lungo termine, mentre il cavallo in E4 potrà essere in futuro scacciato con F3. Okay, adesso qua Caruana ha pensato molto, ha considerato questo un momento critico. La mossa che lui ha giocato donna E2, lui ha pensato giocare C4. Ecco, C4 non l'ha giocata perché non sapeva come sarebbe continuata la partita. Diciamo che qua questa è una variante, una vecchia variante che si è giocata anche per corrispondenza, ovvero uomo e motore contro uomo e motore. C4 è forse la mossa più forte, e dopo D per C4 si può giocare alfiere per F per e cavallo G5, attaccando pedone alfiere. Dopo alfiere F5 si può giocare F3. Ora il nero non può permettere che si apra la colonna F, non può prendere perché viene spazzato via, quindi deve giocare E3. E dopo, non so, alfiere per E3 la partita continua, la teoria continua, però ok, Caruana non avrà voluto giocare questo perché avrà immaginato che questa probabilmente era la preparazione del suo avversario, quindi gioca donna E2 con una mossa normale. Il nero si sviluppa, cavallo E5. Ecco, a questo punto, appunto, queste due caselle, no? E4 ed E5 sono le due caselle più importanti, no? Di tutta la scacchiera. I cavalli lì sono molto forti, quindi inizia la lotta del nero contro il cavallo in E5. Il nero lo cambia, il bianco lo cambia e gioca F3. Ecco, ora se il cavallo torna indietro, Caruana inizia a fare pressione sulla F, il re nero già perde il diritto ad arroccare per difendere l'alfiere, e sviluppandosi il bianco va a stare meglio, poi magari l'alfiere approda in E5, no? Con vantaggio. Ecco, quindi quindi Van Forest arrocca. Qual è il punto? Che il cavallo in presa, ma se si cattura, ecco, questo alfiere non ha grande mobilità. Se si deve andare in B5, ma ora è fuori gioco, quindi notiamo tutti i pezzi del bianco sono sull'ala di donna, non possono interferire con l'ala di re, quindi qua il nero
potrebbe creare una certa iniziativa su torre per, ora bisogna, non so, spostare la donna da qualche parte, e il nero potrebbe creare un attacco con mosse addirittura tipo alfiere F3 o alfiere H3, no? Un sacrificio che, ad esempio, se si cattura donna per H3, poi arriva l'alfiere, ci sono 3 attaccanti contro solo un difensore e un pedone, il nero ha più pezzi in attacco, questi pezzi assistono impotenti alla disfatta. Quindi Caruana ovviamente aveva capito tutto questo, ignora e gioca alfiere F4, molto bene. Nero gioca alfiere F6, C3. Ora Van Forest gioca G5, continuando a giocare in modo aggressivo, ma ecco che l'alfiere entra nell'avamposto. Ora a cambiarlo darebbe al bianco un pedone passato. In più un giorno sarà possibile prendere in E4. Anzi, dopo alfiere per E5 era anche possibile magari la presa in E4, no? Come anche la presa va bene. È vero che qua il nero potrebbe spostare il cavallo, e qua il motore dice che il nero è ok, però qua nella pratica, non so, il bianco si sviluppa, mette la torre in E1 e il pedone nel lungo termine, questo pedone passato garantisce al bianco un certo vantaggio. Il nero non ha giocato alfiere per, ha giocato cavallo D6, alla fine il cavallo ha rinunciato all'avamposto in D6, sta male, e ora Caruana gioca F4 e si consolida, bellissimo. Ora il nero non vuole che il bianco apra la colonna, non vuole né prendere, no? Perché poi il bianco sarebbe attivo, gioca G4 per mantenere tutto chiuso, e ora cavallo A3. Il cavallo si sviluppa, visto che l'alfiere già ci pensa a controllare E5, il cavallo viaggia a E3, da dove farà pressione contro questi due pedoni. Ora se il nero tornasse in E4 col suo cavallo, il bianco potrebbe tranquillamente ignorarlo e poi in un momento catturare in E4, come vedremo. Ora Van Forest si sviluppa la torre, Caruana porta il cavallo, questa bellissima manovra, torre di 1, non si sa mai che questa colonna un giorno si apra, e C6, cavallo E3. Ecco, ora cavallo E4 non è granché, perché si può prendere ora su D per, il nero è un pedone passato, ma il cavallo è un ottimo bloccatore, e anche il bianco creerebbe un pedone passato che avanza. L'alfiere in E6 è orribile, è un pezzo osceno. E in caso di F per, ora il pedone F può avanzare F5, un avanzamento tattico pazzesco. Su alfiere F7, donna per G4 con anche un attacco da matto. Su alfiere per, qua c'è un sacrificio che vince torre per F5, su torre per F5, donna per G4 e si vince la partita, no? Ok, a questo punto dopo cavallo E3 il nero ha giocato B5. Ecco, dopo B5 il bianco ha giocato A4. B5 è una mossa forse un po' senza un piano, A4 vuole distruggere la struttura nera. Se nero gioca A6 il bianco potrebbe aprire anche, non so, la colonna A, e la torre potrebbe entrare in sesta o in settima, no? Su questa colonna, aumentando il vantaggio. Però Caruana riteneva la posizione oscura. Ecco, il nero ha preso in A4, donna C2, se si cattura in A4 poi il nero avrà il bianco una isola di pedoni unite, il nero una struttura di pedoni frammentata, ogni pedone isolato ed è debole. E tra l'altro la donna fa pressione anche su F5, noi pezzi neri sono legati alla difesa di tale pedone. L'alfiere, ecco, vediamo gli alfieri cattivi. L'alfiere cattivo del bianco, l'alfiere cattivo è il pedone cui i pedoni sono sulle caselle del suo stesso colore. L'alfiere in E5 è un alfiere cattivo, ma è fuori dalla struttura dei pedoni, cioè non è come se questo alfiere fosse in D2 o in E3, no? L'alfiere in E6 sarebbe forte in E4, ma in E6 è un alfiere cattivo dentro la struttura dei propri pedoni. Quindi i suoi stessi pedoni lo bloccano. Il bianco sta meglio. Nero qua ha giocato H5, Re H1, ci sta. A3, perché A3? Perché su B per A3 il bianco avrà i pedoni anche lui doppiati. Era possibile giocare B4 e andare a prendere il pedone, ma visto che anche l'ala di Re è debole, Caruana non volle svincolare le proprie forze. Ora magari Caruana vuole giocare C4, il nero gioca e cavallo C4 forse non è granché, si cattura in C4. È vero che questo alfiere ora ha un po' di vita, un po' di aria, però ecco, magari potrà seguire donna E2, no? Il pedone in C4 è debole. Ora il re torna in G1, perché torna in G1? Perché non si sa mai, no? Che magari con il re in H1 c'erano dei trucchi con alfiere D5, no? Quando il re era ancora qui, alfiere D5, H4, H3, no? Re G1, ecco qua, a questo punto H4, vuole giocare H3 a indebolire le case chiare, ma è un errore gravissimo. Perché è un errore gravissimo? Perché cade il pedone in G4, attacco raggi X contro G6. E Caruana ha detto che dopo che questo pedone è caduto pensava di avere partita vinta. Ecco, diciamo che dopo F per G la donna arriva alla casella in G6 ed è quasi matto. Che si può parare il matto con donna G7, ma non serve a granché. Ecco, dopo alfiere D5
Il nero prova ad attivare l'alfiere, no? Perché se fa una mossa qualunque il cavallo torna indietro con vantaggio enorme. Dopo alfiere di 5, cavallo e 3, alfiere e 4. Ecco, il bianco aveva calcolato questa idea, il nero aveva calcolato questa cosa di mettere l'alfiere in D3, e dopo donna e 2. Ora vogliamo far cadere C4. Alfiere di 3 infilata guadagna la qualità, ma ok, torre per, C per, donna per, e qua Caruana valutava questa posizione come vinta, perché ha 2 pedoni per la qualità e 2 pedoni che viaggiano. Il nero è pieno di debolezze, F5 una debolezza, F4 una debolezza, tutta la struttura nera è divisa e nessun pedone si difende reciprocamente. Il nero gioca torre 6, torre B1, torre G6, ora a questo punto torre B8 attivando la torre, donna F7, C4, ora i pedoni marciano fino alla promozione. 2 pedoni, la qualità è la qualità, ma 2 pedoni sono 2 pedoni. C5, a questo punto D per C, cioè un pedone è un pedone, il terzo pedone è un pedone. Ora questo pedone è un candidato alla promozione. Alfiere 7, e con un altro detto, è meglio avere un pedone doppiato che non averlo, no? Cioè, è meglio avere 2 pedoni doppiati piuttosto che averne solo uno, no? Di questi 2 pedoni. Alfiere 7, torre B7. A questo punto l'alfiere è inchiodato, non può prendere in C5 perché cade la donna. Dopo donna E6, torre C7, difende il pedone, poi può arrivare la donna in D5, torre C8, torre per e donna D5. Anche il re nero è debole. Re F8, alfiere D6, no? Wow, l'attacco continua, su alfiere per, C per, i pedoni continuano ad avanzare, F5 cade. Qua il nero ha provato a cambiare le donne per almeno non subire un attacco, ma cavallo per è fortissimo. Ora si vuole catturare in E7 guadagnando un pezzo, si obbliga a prendere sdoppiando i pedoni che ora marciano verso la vittoria. Ora scacco, re F2 e torre C1, attaccando questo pedone, che viene difeso indirettamente. Ora se noi avanzassimo con D7 il nostro pedone cadrebbe, questo sarebbe un peggioramento. In Caruana gioca una mossa bellissima, gioca re E3, difende indirettamente il pedone C, perché su torre per C4 D7 si vince, perché il cavallo controlla E7, il pedone controlla E8, quindi il re nero non può avvicinarsi, è proibito il passaggio. E arriva D8 e vince la torre, non può fare nulla contro questo pedone, perché non può tornare né in D4 né in C8. Bellissimo, no? Il pedone in D4 che vince la partita. Il nero ha giocato re 8, ma ora che il re appoggia i pedoni, il nero abbandona perché non potrà fare nulla. La difesa passiva non porta a nulla, perde. Non so, re D5, su scacco per esempio cavallo D4. Ora il nero potrebbe cercare controgioco prendendo i pedoni bianchi, ma i pedoni già passati arrivano prima. Non so, il bianco potrebbe vincere giocando non so, per esempio F5 torre per H2. Ora davvero tutti i pedoni alla carica, D7, ora su re 7 F6, su re per F6 D8, quindi non so, magari meglio giocare D8 subito, però re D6 minacciando matto in E6 e matto spingendo il pedone, e davvero è finito. Una partita capolavoro da parte di Caruana. E nulla, sono curioso di sapere come questo torneo, come continuerà il torneo. Speriamo di vederci presto, vedendo altre partite di questa competizione di altissimo livello.